Situazione del Covid-19 a Palmanova e allora abbiamo avvicinato il primo cittadino, Francesco Martinez, queste le sue parole. Ma allora, è stata attuata secondo quelle che sono le regole che ci prescrivono la Regione e lo Stato e quindi gli esercizi pubblici hanno risposto tutti con correttezza, con grande senso di responsabilità e vedo che anche la gente rispetta queste regole. Chiaramente l'attività sta riprendendo gradualmente, i bar ricominciano ad essere pieni con tutti di quelle distanze, l'utilizzo del DPI previsti, i ristoranti, i negozi, l'attività chiaramente sta crescendo piano piano, c'è molta preoccupazione, ma però chiaramente la gente si muove piano piano, c'è ancora molta paura e io sto dicendo a tutti abbiate un po' di pazienza perché mano a mano che l'attività riprende, si riprende fiducia nella vita quotidiana, vedrete che i clienti torneranno. Ci mancano i turisti, mancano quelli perché in queste giornate qua, l'anno scorso, la piazza era piena di ciclisti che arrivavano sull'Alpe Adria e che si trovavano qua a mangiare e a bere e quindi questa quota di clienti, che è una quota importante, che cresceva di anno in anno, sta mancando. Ci auguriamo che l'Austria e la Slovenia non facciano ancora ostruzioni, non chiudano, riaprono queste frontiere perché piano piano io penso che la gente ricomincerà a muoversi, ricomincerà a vivere dico, in maniera tranquilla e quindi torneranno anche a Palmanova i turisti, non solo sulla piazza, sui bastioni, a visitare le gallerie. Però dobbiamo avere un po' di pazienza, dobbiamo fare i conti con questa crisi, con questa emergenza che è sanitaria, ma che diventerà sempre più un'emergenza socio-economica. La stiamo sentendo e l'abbiamo già avvertita nella distribuzione dei buoni spesa. Noi abbiamo già quasi distribuito tutti i buoni spesa, circa 30.000 euro, di questi quasi il 50% degli utenti sono persone che noi non conoscevamo prima e di questi il 70% hanno famiglie con 3-4 bambini, quindi dà l'idea della pesantezza della situazione che si acuirà ancora di più se l'economia non riparte in maniera forte. E certamente noi stiamo facendo del nostro meglio per poter, rispondere alle esigenze. Domani sera approveremo un emendamento sul bilancio di previsione di 170.000 euro più altri 50.000 euro che arrivano dalla Regione per dare fiato alle attività economiche. Ci metteremo per attività economiche 120.000 noi e 45 la Regione, il resto circa 55.000 euro li daremo per le famiglie, per i centri estivi. Vorremmo sgravare in questo periodo estivo le famiglie e ricreare un po' di socialità fra i bambini che gli è mancata in 3 mesi di assenza da scuola, ridurremo gli affitti dove noi siamo proprietari agli affittuari perché ha avuto chiusi i negozi e stiamo mettendo in piedi un bando per dei bonus sulle bollette.